Il valore del banco alimentare è da un lato a supporto del mondo dell'industria, dell'agricoltura e della grande distribuzione, perché li aiutiamo a gestire le eccedenze alimentari, e dall'altro aiutiamo le strutture di carità la cui mission non è quella di raccogliere prodotti alimentari ma di aiutare le persone in difficoltà. Avevamo un problema: risolvere l'eccedenza di prodotto che avevamo in casa. In questo modo ho cercato il banco alimentare, ho avuto modo di conoscerlo e soprattutto, oltre che risolvere il problema dell'azienda, delle eccedenze in azienda, ho scoperto quanto bene si poteva fare con questo cibo. Abbiamo trovato una comunanza di valori eccezionale, a partire dalla sicurezza alimentare. Tutti i prodotti che Banco Alimentare distribuisce hanno tutti i controlli di un prodotto standard che viene venduto sui scaffali dei supermercati. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare, è un gesto che facciamo in tutta Italia, assieme a tantissimi amici e in realtà del volontariato e della società civile. La nostra prima di tutto è una storia di persone le quali condividono esperienze, informazioni e formazione continua. È come svolgiamo il nostro lavoro che ci permette di consolidare il rapporto con le aziende donatrici, con le istituzioni, con gli organi di controllo, perché il nostro obiettivo è garantire aiuti alimentari alle strutture di carità o associazioni che sono con noi convenzionate. È incredibile l'energia e la dedizione che i nostri volontari impiegano nel preparare le consegne che poi vengono affidate alle strutture di carità che aiuteranno le persone in stato di bisogno. Facciamo il possibile perché tutti i prodotti da possibile rifiuto o spreco diventino un'importante risorsa. Abbiamo costituito un gruppo di volontari che ha il compito di sostenere nel loro lavoro quotidiano le nostre associazioni convenzionate. City Cibo è la prima sperimentazione italiana della legge del buon samaritano che recupera eccedenze alimentari dalla ristorazione, quindi dalle mense aziendali, dalle mense scolastiche, dai ristoranti e poi ritiriamo dalla grande distribuzione organizzata, quindi i supermercati. City Cibo contribuisce ad un'azione comportamentale di prevenzione allo spreco.